3 giorni di festeggiamenti, 3 invitati denunciati per rissa. È successo a Venezia durante un matrimonio russo che si è concluso lunedì mattina con l'arrivo della polizia in un hotel. La volante lagunare è giunta sul posto alle 7:30 quando la situazione era degenerata. La rissa infatti sarebbe scattata verso le 6, probabilmente con la complicità di una buona dose di alcol. Tutto avrebbe avuto inizio nel momento in cui sono state udite forti urla all'interno del ristorante dell'hotel lussuoso, ma gli animi, anziché placarsi, avrebbero continuato ad accendersi e l'alterco si sarebbe spostato nei pressi dell'entrata principale acquea e sul pontile degli arrivi della struttura. A quel punto dalle parole si è passati alle mani, con calci, pugni e schiaffi. Non sarebbero bastati 2 addetti alla sicurezza e il barman per riuscire a dividere i 3, un 32enne bulgaro, un 26enne e un 31enne russo, tutti residenti a Mosca. Coinvolto anche il personale dell'hotel, che avrebbe cercato di riportare la calma ma senza esito. I 3 sono stati denunciati per rissa, mentre i dipendenti dell'albergo hanno raggiunto il pronto soccorso riservandosi di sporgere denuncia.